Salve a tutti e benvenuti a Soundtrack City, benvenuto a Massimo Privitera. Benvenuto a Marco Testoni, salve a tutti quanti. Allora, questa è una puntata particolare, anche un po' a sorpresa, perché in fondo fino a qualche settimana fa non ci pensavamo neanche io e Massimo. Volevamo fare gli auguri di buon anno a tutti quanti quelli che ci seguono e ci siamo fatti un po' prendere dalla mano e alla fine è nato un premio che si chiama Premio Musa, premio della critica cinemusicale che abbiamo voluto fare insieme a tanti amici che adesso vi diremo e che va a coprire secondo noi un vuoto che c'è da questo punto di vista, cioè ci sono dei premi che hanno a che fare con le colonne sonore di serie TV, di film, anche di videogame e quant'altro, ma che contemplino la presenza esclusiva della critica cinemusicale, no, questi non ci sono. Tant'è vero che purtroppo spesso invece si vedono dei premi molto mainstream della musica per cinema, non andando magari a enfatizzare quello che è il linguaggio specifico della musica per immagini. Allora abbiamo coinvolto tanti amici, scrittori, scrittori musicisti, attenzione, una categoria particolare, ovviamente critici e giornalisti, per cercare di capire quali sono state le migliori produzioni e colonne sonore italiane di cinema o di serie TV. Questo è in poche parole quello che vuole essere Premio Musa, ma lascio la mia parola a Massimo che sicuramente ha da dire qualche cosa in più, visto che lui personalmente è direttore di colonne sonore.net, cioè il magazine di riferimento per quanto riguarda appunto tutto questo tipo di movimento, e che sicuramente questo tipo di esigenza magari in passato ce l'aveva anche lui, no? Perché c'era un premio di questo tipo. C'era molti anni fa, abbiamo premiato fior di compositori sia italiani che stranieri in ambedue le categorie, quella cinema e quella serie TV, ma anche la canzone originale. E devo dire che è stato anche a malincuore per noi un gran dolore proprio a doverla abbandonare negli anni per svariati motivi che non sto qui a dirvi, però il fatto che io e Marco con Soundtrack City e colonne sonore partner ormai da un bel po' di anni, sia cartaceo che web, il fatto di decidere comunque di mettere in piedi un premio fatto ad hoc da critica rinomata cinemusicale in Italia non esiste, e quindi ci tenevamo a metterlo in piedi per questo motivo, perché finalmente sono gli addetti ai lavori, quelli che veramente frequentano questo campo, a dare e ad assegnare questi premi, che abbiamo deciso sulla base di ascolti ben precisi, di visioni ben precise, sondando 6 nomination per la categoria miglior colonna sonora per il cinema e 6 nomination per la categoria miglior colonna sonora per la serie TV. Abbiamo poi insieme a questa giuria di qualità, altro che Sanremo, deciso quali poi sarebbero stati i vincitori in ambedue le categorie. E la cosa che ci teniamo a dire sia io che Marco è che il premio è motivato per rispondere all'esigenza ben precisa di dare la giusta dimensione culturale alla qualità della musica per immagini e alla peculiarità del suo linguaggio, che tante volte viene messo in secondo piano. La giuria di qualità ve la enucleo senza problemi. Abbiamo Renato Marenco, cinecorriere, Andrea Natale, scrittore e critico, nonché collaboratore storico di colonne sonore, e Marco Ferretti, scrittore e giornalista, Alessandro De Rosa, scrittore e musicista, nonché biografo ufficiale di Ennio Morricone inseguendo quel suono, Pierluigi Petroniro, scrittore e musicista che voi che frequentate Soundtrack City conoscete benissimo, Anna Rollando, scrittrice e musicista, Luca Perrone, scrittore e musicista, nonché collaboratore di Soundtrack City e colonne sonore, Eugenio Tassitano, scrittore e musicista, Alessandra Mazza, una critica, e poi ovviamente noi, io e Marco Testoni. Quindi ora do al mio collega il compito di dire quali sono le candidature che abbiamo messo in piedi quest'anno, la scelta che abbiamo fatto tra cinema e serie TV. Allora, abbiamo composto 2 sestine, una sestina 6 film, 6 colonne sonore di film e un'altra 6 colonne sonore di serie TV. Ovviamente si sta parlando, lo ripeto, solo di produzioni
italiane. Per quanto riguarda la sezione film, la sestina era composta da Il Sol dell'Avvenire, colonna sonora di Franco Piersanti, L'ultima notte di amore, colonna sonora di Santi Pulvirenti, Lubo di Marco Biscarini, Rapito di Fabio Massimo Capogrosso, Manodopera di Nicola Piovani e infine Borromini e Bernini, Sfida alla perfezione di Remo Anzovino. Allora, dopo, come posso dire, un testa a testa piuttosto importante, il premio è stato assegnato a L'ultima notte di amore di Santi Pulvirenti, a cui noi facciamo, tanto per cominciare qui, i nostri più grandi complimenti, perché se lo merita tutto. E vai adesso tu, caro Massimo, a parlare delle serie TV. Perfetto. Per quanto riguarda la serialità televisiva, sempre targata 2023, la sestina ha incluso Blanca, stagione 2 dei Calibro 35, Le indagini di Lolita Lobosco, la seconda stagione di Tommy Caputo e Santi Pulvirenti, Django dei Mocadelic, Anima gemella di Francesco Cerasi, La legge di Lidia Poet di Massimiliano Mechelli, Luce dei tuoi occhi, la seconda stagione di Savio Riccardi. E rullo di tamburi ad aggiudicarsi il premio di questo Musa Cinecritica Musicale è stata Blanca, la seconda stagione dei Calibro 35. Anche qui ci sono stati dei testa a testa, ma alla fine hanno vinto i Calibro 35. Quindi anche loro il nostro più sentito applauso. A prestissimo, e come dire, lunga vita a questo premio Musa, premio della critica cinemusicale. Ciao a tutti e alla prossima, e auguri e buon 2024. Buon 2024, ciao a tutti, grandi.